Si svolgerà nel fine settimana, il 5 e il 6 ottobre, a Racalmuto la nuova edizione del Fuassa Fest all'interno del Village con lo street food, la pizza acrobatica, il premio Fuassa Fest, previsto l'intrattenimento musicale, laboratori culinari, promozione turistica e anche un'area per i più piccoli. L'inaugurazione è prevista per sabato 5 ottobre alla presenza del sindaco di Racalmuto Calogero Buongiorno, del vice sindaco Antonio Lauricella, a seguire l'apertura del Food and Beverage, lo show cooking con la degustazione della Fuazza racalmutese, alle 21 lo spettacolo della pizza acrobatica con il maestro Paolino Bucca e Carmelo Guarnera, componenti della nazionale italiana pizza acrobatica, alle 22 lo spettacolo di illusionismo estremo con Cristian Carapezza. Nella giornata di domenica 6, apertura dell'Expo dell'artigianato agroalimentare, i laboratori per bambini con i maestri pizzaioli, il Luna Park a loro dedicato. Alle 20:30 un pizza talk con le autorità, i giornalisti, imprenditori e turismo delle radici, enogastronomico condotto dal giornalista Nicolò Giangreco, con ospiti il sindaco Calogero Buongiorno, Francesco Di Natale per la CNA, Giancarlo Mattagliano, presidente Vivi Racalmuto, Calogero Alarmo di Loro d'Italia Bio, Sergio Schillaci, presidente dell'associazione Fed and Beverage, organizzatore della manifestazione. Quindi la consegna del premio Fuazza Fest 2024. La festa si concluderà con lo spettacolo di cabaret di Stefano Piazza e Francesco Maria Marturana e alle 23:30 accendiamo le luci di fine estate sul Regalpetra. L'evento vede l'organizzazione dell'Associazione Food and Beverage e il sostegno dell'Assemblea regionale siciliana, dell'Assessorato regionale agricoltura, del Comune di Racalmuto, dell'Associazione Turismo Vivi Racalmuto, della CNA e di Italia Bio.